Beh, la nostra azienda inizia molti anni fa, cioè è iniziata con mio nonno, con mio padre, poi negli anni 90 siamo subentrati noi figli e abbiamo preso in mano l'azienda. Nel 99 siamo entrati nel biologico e è stata un'idea data un po' dal mercato inizialmente, ma specialmente anche dal nostro modo di pensare. La nostra produzione spazia quindi dal formaggio, l'asiago, produciamo l'asiago bio, l'asiago d'allevo, l'asiago fresco, cacciotte e cacciottine di tutti i tipi, erborinate e altro. Abbiamo allevamento di carne, quindi trasformiamo in negozio, cioè in azienda abbiamo un negozio, quindi vendiamo la carne di nostra produzione. Allora, i fondi del PSR Veneto sono stati utilizzati per il mantenimento dei terreni, per mantenere il buono stato dei terreni, per lo sfalcio nelle posizioni più svantaggiate dove non si arriva con i macchinari tradizionali. Abbiamo acquistato anche un paio di macchine adatte a questo lavoro, quindi una trincia per trinciare i terreni dove si arriva meno e una rotante fatta in un sistema speciale per dare meno sofferenza al terreno e dare una fienagione di maggior qualità. Vedo dei cambiamenti nell'ultimo periodo, potrei fare un piccolo esempio per vedere come vanno le cose. Ci sono aziende che stanno chiudendo perché non c'è un ricambio generazionale adeguato, ci sono aziende che vanno bene, tipo vediamo della piccola azienda come l'Organic Farm, che è un'azienda che è nata poco tempo fa che fa patate, che si è aggiunta altre due piccole aziende, hanno fatto un consorzio, quello che dicevo prima per le patate, e l'unione di tre aziende sta portando dei benefici straordinari per ogni piccola azienda. Quindi credo che sia arrivato il momento, perché le cose funzionano qui in montagna, di unirsi tra piccole aziende per funzionare meglio o almeno fare dei progetti su del prodotto.